Adesso il problema è il rientro anticipato perché lo stop ai viaggi fra regioni scatta il 21 dicembre e complice lo smart working decine di migliaia di siciliani emigrati stanno già tornando. I treni notturni da Roma e Milano nelle date clou sono già esauriti. Per gli aerei le tariffe cominciano già ad alzarsi. Così ieri l'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza ha chiesto agli esperti del Comitato Tecnico Scientifico Regionale di suggerire una soluzione. Il ventaglio va dalla quarantena ai test, ma il rimedio non è facile da trovare visto che solo fra Fontanarossa e Punta Raisi sono attesi almeno 450.000 passeggeri in tutto il mese. L'immagine in mente del resto è molto nitida. L'8 marzo, quando il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte annunciò l'intenzione di sigillare la Lombardia, alla stazione Porta Garibaldi di Milano si riversarono migliaia di persone in cerca di un treno per il sud. Ora quella folla si spalmerà su un calendario molto più dilatato, ci sono 2 settimane senza limitazioni, ma le ultime date iniziano già ad essere sold out. Non è un tutto esaurito, ma schizzano alle stelle anche i prezzi degli aerei. Così adesso la palla finisce nel campo degli esperti. Se infatti nessuna ordinanza del Presidente della Regione Nello Musumeci è necessaria per recepire le regole del nuovo DPCM, ma un provvedimento è comunque atteso per l'inizio della settimana prossima, è semmai su questo fronte che bisogna attrezzarsi. Il punto è che tutte le opzioni in campo hanno un punto debole. La quarantena per una vacanza così breve è considerata troppo lunga e dunque inapplicabile, mentre il tampone rapido in aeroporto è un'opzione che gli esperti considerano in questa fase non del tutto efficace per scoprire eventuali contagiati in fase di incubazione. D'estate comunque gli scali hanno fatto molta fatica a effettuare test su un numero di passeggeri più ridotto, solo quelli provenienti dall'estero. Resterebbe dunque in campo la vecchia suggestione del tampone molecolare fatto prima di partire, la patente immunitaria. Finita al centro del dibattito politico già d'estate, questa opzione però è già stata giudicata incostituzionale e non risolverebbe comunque il problema dei contagiati in fase di incubazione. La soluzione insomma sarà difficile da trovare.